Nel giorno in cui l'autonomia approda in Consiglio dei Ministri, il governatore veneto Luca Zaia ne ribadisce l'importanza per la nostra regione e lo fa nel tradizionale augurio di fine anno a Palazzo Balbi. L'autonomia significa dare una risposta a 2.328.000 veneti che hanno votato il 22 ottobre 2017 perché questa comunità diventi autonoma. Un paese che guarda il futuro diventa federale e abbandona il centralismo. La macchina è una macchina complessa, il percorso è assolutamente un percorso non lineare, ma dovremo anche faticare, immagino, in molte fasi. L'importante è che entri in Consiglio dei Ministri e che si decida, dopodiché ci arrangiamo noi a rianimarla. Per noi è la madre di tutte le battaglie, come è per i 5 Stelle il reddito di cittadinanza. Non si capisce perché la Lega debba dare risposte in maniera assolutamente coerente e rispettosa al collega di governo e il collega di governo non debba dire presente quando c'è bisogno di parlare di autonomia. Un anno intenso per il Veneto, soprattutto negli ultimi mesi, quando è stato messo a dura prova a causa del maltempo. In un video toccante la regione ha immortalato le immagini della devastazione per poi far vedere quella che sarà la rinascita. Primo piano è andato. È arrivata là? 2,80 m di acqua. Chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari? L'ultima volta che avevo visto un tempo simile era il 4 novembre, però del 1966. I veneti sono forti, e abbiamo raccolto 3.400.000 euro e continuiamo su questa direzione. Siamo sicuramente oggi sotto i riflettori, il governo ha stanziato già parecchie risorse, adesso stiamo semplicemente aspettando la suddivisione di queste risorse, ma se le cifre saranno confermate, penso solo al triennale, 800 milioni nel 2019, 900 e 900 nel 2020 e 2021, sono belle risorse, quota parte, gran quota parte spetterà alla montagna del Veneto. Ma c'è un'altra partita importante da affrontare, le Olimpiadi con la candidatura Milano-Cortina. Bisogna portare a casa le Olimpiadi. E guardate che da soli si fa prima, ma assieme facciamo più strada. È fondamentale che ci sia l'aiuto di tutti. Chiamate a casa amici che avete in giro per il mondo, anche se non c'entrano nulla col CIO, con gli sport, ma alla fine sta catena di Sant'Antonio ci porterà il risultato, credetevi, ce lo porterà. Dobbiamo creare consenso attorno a questa candidatura, che è la migliore ed è la più bella. E tra le bellezze del nostro territorio, il saluto di Natale arriva dalla giovane orchestra Sio di Conegliano del maestro Santinel.